ci siamo accorti anche dopo, un automezzo è passato e ha toccato il cordolo della colonna e ci sono staccati dei frammenti e noi stiamo cercando di metterlo in sicurezza. È successo e adesso vediamo cosa fare. Stiamo già avvisando la proprietà e cercando di mettere in sicurezza appunto la zona. Sembra incredibile quanto accaduto proprio davanti ai nostri occhi mentre attendavamo a pochi metri di distanza l'arrivo dei consiglieri comunali sul ponte San Michele danneggiato nella notte. Palazzo Garzadori è uno dei gioielli architettonici di Vicenza, uno dei pochi esemplari in stile gotico sopravvissuti in città e realizzato nel 1460. Fu poi restaurato dal Palladio a metà del Cinquecento e per questo è stato inserito tra le opere tutelate dall'UNESCO assieme alle ville palladiane. Nel 1786 ospitò anche Goethe. L'incuria e l'imperizia, dichiara la guida del mezzo pesante olandese, lascia basiti e offesi. Questo è uno dei pochi esempi di colonna fogliata presente nella nostra città, nel nostro centro storico, ed è stato danneggiato da un camion incurante dei permessi, incurante della ZTL, incurante di qualsiasi regola che dovrebbe normare la viabilità all'interno di un tessuto consolidato e storico come questo. Ci domandiamo con quale permessi questi veicoli transitano all'interno del centro storico, per quale motivo? E come mai non c'è mai nessuno che presieda e che normi questo traffico anche in corrispondenza di eventi che, come giusto che sia, devono essere strutturati ed organizzati. Ma qui manca proprio la sorveglianza e il presidio della città.